Allora rieccoci in questa bella puntata con tutto il calcio Padova che ho l'onore di avere ospite Pulsetti. Allora adesso vengo da voi, ma secondo voi l'allenatore è giusto riconfermarlo oppure no? Perché facciamo così, c'è un altro microfono da voi. Se voi dite che l'allenatore non è giusto, lui ha detto e se ne va via. Se invece voi dite che va bene... No, ma hai lanciato questa patata bollente che comunque non è facile rispondere a questa domanda, nel senso che... devi rispondere. No, con il mister ci siamo trovati benissimo, è normale che io ho un altro anno di contratto, quindi rimarrò qua e il mister si rinnoverà, sicuramente sarà il miglior allenatore che ci sia. Bravo, complimenti. No? bravo. No, a parte gli scherzi, dai, comunque abbiamo fatto veramente qualcosa di straordinario con il mister e ci troviamo bene, quindi bisognerà, non so cosa succederà. Ma mister, mi fai fare questa domanda, mi diranno tutti che ti sei comprato bene, dimmi chi vuoi che si lamenti di te. Che se tu fai questa domanda... No, me l'ha chiesta lui. No, avvocato, stia calmo, me l'ha chiesta lui. Me l'ha chiesta l'allenatore, ha detto... Allora, Pulsetti era uno di quelli che ha rischiato, 3 anni mi ha fatto esonerare, quindi quest'anno era quello che rischiava più di tutti, invece non siamo riusciti mai a litigare. Mai? Mai. Sì o no? No, abbiamo mai litigato, mister. No, ma anche gli altri anni, no? No, però 3 anni mi hai fatto esonerare. Ma che 3 anni, mister? Ma è vero o no? Sì, è vero. No, una volta l'ho messo terzino, io terzino no, mi ha fatto fare 2 gol alla sinistra. No, non è vero niente, È assolutamente. arrivata a Cesena, faceva finta di farsi male, non ha mai giocato, mi hanno esonerato. È vero. Siamo stati insieme 6 mesi in 2 anni, prima. Ma dice che l'hai fatto esonerare 3 volte. Cioè... Io non c'entro assolutamente niente in questo. Anzi. Sei sicuro che non sente nulla? C'è qualcun altro? Pizzi, secondo te? Grande il mister. Grandissimo, no. È un grande... riconferma al 100%. Chiedo uno che può contestare. Guidone, dov'è Guidone? Eccolo lì, Guidone, allora, mister, bisogna riconfermarlo? Io direi proprio di sì, poi io sono uno di quelli che proprio non può parlare per il mister, quindi... Cioè, tagliati i capelli come me lui, Sì. Ho voluto assomigliare anche a lui, quindi... Io ho fatto questa domanda per una ragione l'assessore, c'è una domanda che tutti parlano bene. Adesso io te l'ho fatta per scherzo, ma se io percepivo questo, io ho un buon rapporto con loro, ho detto veramente, questo è un gruppo veramente dove non ho niente da rimproverargli. Nel momento che questo gruppo qui ha toppato una partita, la partita dopo l'ha fatta al 100%, non ha mai sbagliato una partita con le squadre di vertice, non ha mai sbagliato un atteggiamento. L'unico che diciamo dovuto al fatto di eccessiva nervosismo è stato Trevoro che poi non era... Facciamo un'altra domanda cattiva. Sei Serie B e questo gruppo qui rimarrà quasi in toto, cosa succederà? Questo l'ho sempre detto, che questo è un gruppo che la sua struttura va tenuta. Poi è normale che nel calcio vanno fatte delle scelte, però non è una squadra che va smantellata assolutamente. Questo l'ho detto, ma l'ho sempre detto al direttore e al presidente, per di più perché non va disperso questo lavoro che hanno fatto. Questi sono passati da essere sempre la squadra che doveva vincere, quindi sanno cosa vuol dire giocare con la pressione, sanno cosa vuol dire lavorare, e quindi, però vanno in un campionato dove ci sarà un grande entusiasmo e quindi loro lo porteranno. Chi arriverà percepirà la grande sofferenza ma l'entusiasmo. Ci sarà un gran vantaggio per chi arriva in questo gruppo e quindi sarà una squadra dove avrà dei valori importanti, che non vuol dire risultati, ma vuol dire valori importanti. Mister, il rapporto con la stampa? Come è stato? Allora, vabbè, ho avuto un piccolo screzio con Eder, ma vabbè, quello ci sta, fa parte del gioco. Allora, tanto anche con la stampa, voi forse non avete capito ancora, non il professionista forse sì, perché gli avete detto che ha sbagliato le sostituzioni e le formazioni, e questo fa parte del vostro mestiere. Ma l'uomo ancora in fondo, secondo me ancora a fondo non l'avete capito, si fa fatica a conoscere i figli dopo 20 anni, penso che dopo un anno si fa fatica. Io molte volte ho fatto delle cose per cercare di tirare via l'attenzione sulla mia squadra e crearmela su me stessa, perché non volevo che qualche giocatore poteva essere attaccato e quindi andavo anche contro qualche giornalista che diceva che un mio giocatore sbagliava. I miei giocatori non hanno mai sbagliato, hanno fatto sempre quello che avevamo preparato e quindi non vedevo perché dovevano essere attaccati. Credo anche che la stampa di Padova sia molto esigente e
e penso che, come fanno da tale altre parti, qualcosa in più a questi giocatori bisognava darglielo, anche nei momenti di difficoltà. Fa parte del gioco, è chiaro che fa più notizia una cosa negativa, però sono convinto che... Però se vedo, mister, hai ragione, però se vedo che Allegri, che ha vinto il quarto scudetto, criticato a Torino, mi viene da dire, porca miseria, questo sta vincendo il quarto scudetto e viene contestato. No, io non ho detto che non dovete criticare. No, dico, fa parte del mondo del calcio purtroppo che questo. Certo. No, ma è vero, fa parte e nel calcio adesso è più facile criticare che elogiare. Io invece sono l'incontrario, mi piacerebbe più elogiare quello che hanno fatto questi che andare a criticare qualche situazione critica che c'è stato. Cioè, Puzzetti, guardate mai i voti che vi danno i giornalisti dopo lunedì dopo la partita? Ma ogni tanto quando capita sì, quando Bugia totale, la guardano tutti. No, mister, no. Tutti. Sì. Bugia totale. Assolutamente no. No, Puzzetti no. No, ma che Sono onesto, mister, non li guardo sempre. Vabbè, Non sempre, li guarda quando gioca, giusto? Li guarda. Cioè, quando fa gol li va a vedere. 4 volte allora. Vabbè, ma c'è qualcuno che si è arrabbiato per il voto magari un po' basso, Trevor, che vi dà la stampa, oppure può succedere? C'è un voto basso che magari non meritavi, ovviamente, perché se lo meritavi siete d'accordo anche voi per primi, insomma. Più vicino. Più su. Perché dato che ho visto voti 2,5, 3,5 gli anni quando ero io... Quindi il 5 per me è come se avessi preso 8. Quindi non... Beh, ma quest'anno non ti ha dato 5. No, però no, infatti, nel senso, quando è un voto positivo sono contentissimo, anche quando è un 5 va bene. Cappelletti, e allora l'anno prossimo quando giochi di? Come? Che giorno giochi? Di sabato. Basta, ma da adesso in poi sempre di sabato. Sempre, sì, non si può più tornare indietro. Il mister ha detto che rimane, quindi sempre il sabato, quindi giusto? Come? Col mister vai d'accordo, quindi sì, sempre che il mister rimanga anche lui, insomma, perché domani è tutto da verificare il tutto se rimane oppure no, insomma. Però al di là di tutto è stata un'annata dura, impegnativa, e secondo te qual è stato il momento più difficile di questo campionato? Ma il momento più difficile è probabilmente l'ultimo, perché dopo tutto l'anno che andavamo avanti ed eravamo comunque primi in classifica da ottobre, quando siamo riusciti a conquistare il primo posto, dopo forse il momento migliore della stagione, si pensava che saremmo riusciti a chiudere presto questo campionato, tutti, anche i tifosi, l'ambiente, volevano festeggiare al più presto. Però così non è stato, e l'ultimo periodo è stato abbastanza difficile, ma alla fine forse questa sofferenza ci ha permesso di festeggiare ancora di più. No, perché chi sta facendo il gesto? Sta facendo il gesto? Chi stava facendo il gesto che non ho visto? Perché Io stavolta non posso essere, perché no, sto non sei stato quindi... tu. E Bindi, andiamo da Bindi, il portiere, andiamo da Bindi. La stessa domanda ovviamente, è stato, come ha detto Cappelletti, nel ragionamento Beh no, secondo me il momento più difficile è stato prima della partita del Renato del ritorno, che insomma arrivavamo da quella che era stata una sconfitta e niente, era una partita che era abbastanza decisiva, considerando poi anche che da lì a poco sarebbe stato il turno di riposo, insomma io credo che quello sia stato un bel crocevia, insomma. È così. Salviato, tu ritorni a Padova, vieni a gennaio, a Padova ci tenevi moltissimo perché sei di Padova e quindi è una destinazione, tu hai contato che per l'anno prossimo, giusto? Se non hanno, e quindi sei contento di essere arrivato qui? Sì, sono molto contento, soprattutto per aver portato anche un contributo ai compagni e aver raggiunto una Serie B che qui mancava da 4 anni, quindi sono molto contento. E quindi cosa ti aspetti adesso l'anno prossimo, che essendo padovano anche un progetto, un programma, chissà che magari diventi importante? Visto che conosci la società, il gruppo, il presidente, l'allenatore. Sicuramente un progetto c'è e lo porteranno avanti il presidente, il direttore e domani vediamo anche il mister a questo punto. Sì, domani vediamo che il mister. Poi da questa base si allestirà una rosa che sicuramente ci porterà a essere competitivi in un campionato in cui ci vorranno diversi giocatori perché è molto lungo e impegnativo. Quindi... Però un bel campionato, è vero? È un bel campionato, sì. Ha detto tu che hai promosso Livorno e Lecce, dunque due società storiche come il Padova e il promosso. In Serie A potrebbe retrocedere, dico speriamo di no, però potrebbe c'è il Chievo con il Verona, e se rimangono le due Venete è una Serie B davvero da
tanti derby, La Serie B di lusso, dai. ma non per scherzo la Serie B di lusso. Francesco, c'è Mandorlini che è figlio di un giocatore, Madonna che è figlio di un giocatore e Serena che è sopra lì in un angolino. Allora dimmi tuo papà cosa ti ha detto quando, che poi è diventato allenatore della Cremonese, ti facciamo un in bocca al lupo perché lo conosciamo. Cosa ti ha detto dopo che hai vinto il campionato? Niente, mi ha fatto i complimenti, era molto contento per me. Una cosa semplice, dai. Semplice così, insomma. Sì, perché era appena andato a Cremona, quindi era concentrato già nel suo mondo, però comunque era molto contento per me e mi ha fatto i complimenti. Madonna. La sera quando abbiamo vinto, ma che avevo bevuto. un po' sì, gli ho detto. Tuo papà giocava nel Piacenza, no, giusto? Sì. Io ricordo tanti anni fa, qui a Padova c'erano due giocatori che erano molto amici miei, che erano Ruffini e Donati, e dicevano quando giochiamo con Madonna non ci vediamo, ci fa da via mal di testa, perché li bravo ogni volta, era il giocatore che li metteva più difficoltà di tutti, e dunque era forte, un giocatore di grande qualità. E il papà cosa ha detto, Serena? Niente, mi ha detto solo di... qualcosa avrà detto, no? Lui è uno di poche parole, quindi mi ha detto goditi il momento e divertiti con i Ti compagni. aspettavi tutto questo arrivando dalla Serie D, col Padova in C, promosso? No, assolutamente no. Ti aspettavi di giocare quello che il mister ti ha fatto giocare? Cioè è stato un anno molto positivo per te. È stata una bellissima esperienza, proprio perché era anche il primo anno tra i professionisti, quindi ho visto tutto quanto come un mondo nuovo. E ti sei trovato bene, immagino? Sì, molto bene. Molto bene, quindi sarà così. Va bene, poi ritorniamo. Presidente, allora ritorniamo un attimino con la società, che poi è la cosa più importante, perché nasce tutto da voi. Allora andiamo a vedere la storia di Bonetto e poi andiamo a sentire i progetti, i programmi di questa società, insomma. Andiamo a vedere. Su quella che verrà ricordata per sempre come la 13ª promozione del calcio Padova, il 13° salto di categoria della sua storia ultracentenaria, c'è la firma indelebile della famiglia Bonetto, di Roberto presidente ed Edoardo vice. Una cavalcata iniziata in un'estate, quella del 2017, prima turbolenta e poi ambiziosa, ma che affonda le sue radici in quel 24 luglio del 2014, quando proprio Roberto Bonetto, insieme a Giuseppe Bergamin, si prese la briga di ridare alla città una squadra, quando per la prima volta dal 1910 in poi Padova rischiava di rimanere senza calcio. È in quel passo, nella rifondazione di un club glorioso ma ingloriosamente caduto nei bassi fondi del dilettantismo per effetto di una retrocessione e di una mancata iscrizione, che rinasce la storia biancoscudata. Il Padova, in Serie B, dopo 4 anni ce l'ha riportato la famiglia Bonetto, un traguardo e una firma che rimarranno negli annali. Ma è innegabile e inevitabile rimarcare la portata storica del sodalizio che, insieme a Bergamin, ha ridato fiducia ad una tifoseria sotto shock. 2 padovani alla guida del Padova, 2 imprenditori locali al timone del club di calcio della città. L'immediata promozione dalla Serie D, targata Carmine Parlato, riporta il biancoscudo tra i professionisti dopo solo un anno all'inferno, e anche se la prima annata in Lega Pro, con la staffetta tra Parlato e Pilloni in panchina, si conclude solo ad un passo dai play-off, si capisce già che il Padova è tornato in alto, e non solo per fare la comparsa. La stagione successiva arriva Zamuner al timone dell'area tecnica, Oscar Brevi sulla panchina dell'Euganeo. Sarà un anno variabile tra picchi di entusiasmo ed euforia ed altri diametralmente opposti, fino alla chiusura ingloriosa contro l'Albino Leffe al primo turno dei play-off. Sono settimane difficili in cui le tensioni in seno ai 2 soci fondatori del nuovo Padova, maturate già da tempo ma sempre sopite per il bene del club, arrivano ad un punto di non ritorno. Nel luglio del 2017 la svolta storica, Roberto Bonetto diventa presidente, Bergamin rimane ma come semplice socio di minoranza. Dopo 2 battute a vuoto, il nuovo corso sa che non si può più sbagliare. Il mercato, l'allenatore, il campionato. E così sarà. Padova torna in Serie B da trionfatrice e con una base societaria che per il futuro promette grandi cose. La scommessa della famiglia Bonetto, di Roberto ed Edoardo, fino ad ora è vinta. È vinta, Presidente. Dobbiamo allargare Poi arriviamo lo scenario a Moreno, perché diciamo, sì, comunque ha fatto un bel articolo un vostro collega su Moreno, appunto con lui 40 anni, anche più, che lavoriamo assieme, quindi diciamo
quando si parla di famiglia Bonetto potremmo dire famiglia Bonetto e Beccaro. Certo, è buono. Però siccome è sempre stato, sappiamo tutti che lui è importante, però è sempre stato in seconda non si è mai... Sì, ma e quindi diciamo che nulla toglie il suo valore, c'è un rispetto reciproco, magari diciamo io sono un passo più avanti su determinate situazioni, nel senso che però diciamo, come ha detto lui, ci si confronta quotidianamente, chiaramente non solo di calcio, delle nostre attività. Detto questo, estendo il ringraziamento a Filippo e a Paolo che è stato con noi sin dall'inizio, quando abbiamo costituito la società, e Filippo che è entrato l'anno dopo, che nonostante il passo che abbiamo fatto a giugno, a maggio, dico, loro sono rimasti all'interno della società. Che dire, è andato tutto bene, abbiamo lavorato bene e io sono felicissimo. Adesso abbiamo messo le basi per una società importante, perché non dimentichiamo che l'ingresso di Joseph Orgulian, parliamo di una figura di uno standing internazionale notevole. Adesso mi sono sentito anche l'altro ieri, il 10 giovedì andiamo con il direttore, con Edoardo, andiamo a Lens, l'ultima partita del campionato della Lega 2 francese. Sarà occasione di incontrarsi, di parlare, nel frattempo vedere che tipo di sinergie si potranno instaurare con Lens. Diciamo che cerchiamo di allargare i nostri orizzonti per un messaggio, di modo che il mister magari durante la nottata ci possa dormire e pensare. Diciamo che stiamo parlando di cercare di allargare, di prendere uno standing internazionale, quindi vuol dire, diciamo, che la società vuole crescere. Ecco, questo diciamo tanto per dire. Cioè, il Presidente la vuole ancora, mister, capito? Cioè, quello che dice. Quindi è contento di questo, voglio dire. Sì, vabbè, certo. Sì, anche noi. La società vuole crescere, chiaramente ci accosteremo alla Serie B con la dovuta umiltà, in punta dei piedi, per apprendere, però andiamo forti del nostro blasone, no? Del calcio Padova, e forti anche di un gruppo di giocatori importanti. Ti fa onore, io so che sei un vincente Roberto, e poi lo chiedo anche a Moreno e a tutti gli altri soci. Questo vuol dire, finché rimane Roberto Bonetto con tutti i soci, mai più Serie C? Beh, dire mai più Serie C, cioè, certamente... Vabbè, nell'intenzione è ovvio che dice. Certamente, guarda, io ho assistito anche all'ultima riunione di Lega su cui mi sono scontrato con alcuni presidenti. Diciamo, la Lega Pro purtroppo ha delle grosse, sta attraversando un momento molto difficile, io non so dove andranno a finire. Fortunatamente noi ne siamo venuti fuori, ma io l'ho detto all'ultima riunione, anche prendendomi un po' dei rimproveri di altri presidenti. La Lega Pro no, abbiamo degli interessi, non siamo omogenei, cioè non puoi mettere il Lecce, il Livorno, la Reggiana, il Padova con gli interessi del Pontedera, del Pato, dell'H, grandi di queste società. Siamo cose completamente diverse. Cioè, Gravina l'ha detto, cioè, voi non vi dovete lamentare, dovete ringraziare queste società, il Catania, Compagnia Bella, che vi danno il 15% degli incassi, che fanno sì che il PIL della Lega Pro sia di un certo livello, se no gli sponsor non ci sarebbero. Adesso mi arriva ieri la lettera del presidente dell'Albino Leffe che vogliono portare gli under, cioè gli over, a 12 giocatori. Ma dove andiamo? Cosa facciamo la primavera? Facciamo diventare la Lega Pro una primavera? No, certo sarà motivo di votazione nell'assemblea che verrà riunita il giorno Naturalmente 7. lo fa per diminuire i costi, presumo. Esatto, ma sì, ma allora riduciamo i costi, con tutto il rispetto dei ragazzi qua che chiamiamoli over, non è che possiamo fare, io gli ho detto, io a Padova ho un certo tipo di pubblicità, un bacino di utenza, abbonati, con tutto il rispetto, non è che posso fare giocare i 96, 97 perché mi vengono dati in prestito dalle società terze, no? Devo vendere un certo tipo di spettacolo, come Lecce e come in tante altre città importanti. Per cui per me la Lega Pro deve essere rivista completamente, 2 gironi da 20 e 20 tagliati nord e est, cioè ovest e est, e fine della trasmissione. Dobbiamo ritornare al semiprofessionismo per tutto il resto. Fortunatamente noi siamo fuori, quindi diciamo, io dico noi siamo over e basta, di sicuro mi sento dire noi ci faremo il massimo, la proprietà che è seduta qua in questo momento per dire... Moreno? Cosa possiamo dire? È stato un anno splendido, 4 anni splendidi vorrei dire. Abbiamo
preso Sei questa... sempre stato in seconda fila, tu Sì, sei un sì, tifoso, vicino al presidente Bonetto, alla famiglia, Certamente. il presidente Roberto Edoardo, sempre stato assieme da quando ti conosco e sei sempre stato dietro le quinte. Hai mandato giù qualche boccone delle volte? Ma diciamo che non certamente con Roberto e con Edoardo, No, con beh, non qualcun con altro loro, chiaramente sì, parlo con però l'ambiente, con a un noi, certo no? momento per l'ambiente però era giusto stare così perché già c'era abbastanza persone che parlavano e quindi anche voi l'avete fatto presente più di qualche volta, una persona al comando che dirigeva la cosa era meglio, quindi tra di noi c'è sempre stato massima apertura e massimo confronto, quindi non serviva dover essere presenti tutti e due alle interviste o alla presenza alla televisione. Cioè, quando portavamo avanti un obiettivo, il nostro obiettivo era non quello di farsi vedere alla televisione o di parlare ai giornali, quanto di portare il successo che alla fine siamo riusciti ad avere. Questo è stato il nostro obiettivo. Quindi non serviva parlare uno o parlare l'altro per magari contraddirci o dire delle cose, o non contraddirci, ma tanto essere capiti in maniera diversa o prendere degli spunti per metterci uno contro l'altro che non serviva. Certo. Noi abbiamo sempre lavorato di comune accordo e con delle idee Moreno, chiare. mi sembra, da come ha operato la società, in maniera tempestiva, e qui bisogna darne atto, e questo vi fa onore, Presidente Bonetto, e a tutti i soci. Aveva il problema di rinnovo del direttore, oggi hanno rinnovato con il direttore, domani prima ancora che termini il campionato e la finale di Supercoppa incontrerà e mi auguro concluda con l'allenatore. Questo dà una testimonianza che la società ha un progetto che vale e che è qualcosa di più di quello che è attualmente. Da un punto di vista esterno, magari posso sbagliarmi, però mi sembra che come state lavorando come una società guardando non la Serie B, ma guardando, non dico l'anno prossimo, sono d'accordo, però guardando qualcosa di importante, mettiamola così. È quello che vorremmo tutti, di fare sempre meglio, intanto mantenere quello che abbiamo raggiunto, che è importante, questa è la prima cosa. Noi cerchiamo di fare nel calcio, portare quello che sono anche il nostro metodo aziendale, quindi la serietà, i rapporti umani che devono essere alla base, quindi tutti quanti devono lavorare tranquillamente, avendo diciamo, il contratto nel caso in mano, come è stato poi fatto presente anche dal mister, che è stato il primo a dire io volevo che i ragazzi fossero a posto e fossero tranquilli, ma noi abbiamo sposato o insieme abbiamo deciso questa cosa perché riteniamo che è una cosa importante che la gente debba lavorare in un ambiente sano, in un ambiente pulito. Chiaramente abbiamo fatto degli sforzi, Roberto ha appena detto che ha lavorato, e gli faccio i complimenti, per la prima volta forse che posso farglieli di fronte a tutti, ha fatto un lavoro egregio come sempre ha fatto nella sua vita professionale anche nel lavoro, e anche Edoardo che stasera non c'è qua. Però diciamo abbiamo basato un po' tutto sulla nostra serietà, abbiamo voluto portare nel palo, siamo stati criticati perché magari potevamo essere visti come chi aveva delle forze economiche non così eclatanti, però abbiamo voluto lavorare con il nostro metodo e siamo riusciti a fare insieme a tutti quanti. Ma il Presidente Vulcanico una domenica mattina mi ha chiamato, il Presidente mi ha tenuto un'ora perché avevo criticato l'allenatore, ha detto non dobbiamo essere tutti uniti per vincere così colà, e mi ha criticato perché avevo criticato l'allenatore. Un'ora al mattino. Mister, che non solo lei difende i giocatori, difende il Presidente, di mattina, domenica mattina, a lui quella domenica mattina e gli ho detto se vai avanti così ti denuncio. Cosa ti ho detto? Sì. Ti denuncio, ti ho detto. E io ho detto se mi denuncia che abbiamo l'avvocato. Esatto. Ma l'avvocato era con noi. Era già tutto, però davvero l'avvocato era con noi. Era stata una discussione molto accesa. Allenatore, giuro, non so se c'è una bugia, domenica mattina una discussione di un'ora al telefono con il Presidente. A un certo punto ho detto, vabbè, la finiamo qui, siamo arrabbiati tutti e due, poi dopo un po' però ci siamo riappacificati. Sarò contento della promozione, sembra serio così. Sì. Cioè, certo che sì. Com'è andato da socio, lavorare in questa società? Quest'anno è stato un anno tranquillo, ho visto una grande squadra, rispetto agli anni passati. Sono andato a vedere partite in campi difficili e tante volte negli anni passati avevi un po' il patema dell'esito della partita. Quest'anno si poteva anche sbagliare la partita, però ricordo Pordenone, Bassano, tutti i posti che negli ultimi 4 anni abbiamo sempre faticato, e invece quest'anno l'impressione era quella di vedere una squadra forte, che sapeva che cosa voleva. Ecco, e l'impegno di Salot per gli anni prossimi è quello l'impegno di Salot è quello che è stato fino adesso. Quest'anno ho fatto anche un po' meno il pompiere, perché negli anni passati qualcosa di pompiere ho fatto.
e sono contento di aver fatto meno il pompiere. E l'impegno in salotto c'è nel limite ovviamente delle possibilità, chiaramente, certo, perché uno non non sono, può tirare fuori e rovinarsi per questo mi fa onore, perché poi magari io delle volte critico un presidente e poi tra me e me penso ma porca miseria, questo tira fuori milioni di euro e più che vado a dirgli, però il calcio è questo e quindi succede, fa parte del gioco, definiamolo così, non l'importante che sia nell'onestà delle persone che si sull'onestà rapportano tra di loro. Non c'è dubbio. Insomma, quest'anno il Presidente dice, senti Salotti, tira fuori $500.000 in più, è contento? Bisogna vedere cosa tiri Io fuori. sto cercando di concludere tutto oggi, capito vero Presidente? Sto cercando di concludere con i soci, con l'allenatore. No, ma non è, io dico, spero, ne ho parlato con l'assessore. A breve mi piacerebbe, faremo un tavolo dove vorrei vedere il Presidente di Confindustria, il Presidente Ascom, il Presidente della Camera del Commercio e altre realtà, perché effettivamente uno mi ha fatto una domanda, cosa ti ha dato Padova? Io posso dire Padova, questa società da Padova ha ricevuto poco, al di là di un certo numero di sponsor, numerosi, però ecco, quindi voglio dire, Padova è una delle città più importanti dal punto di vista economico in Italia, per non parlare dal punto di vista culturale, artistico. Io dico, bisognerebbe cercare di essere un pochettino più vicini alla società, no? Cioè, invece sembra che il calcio passi sempre in seconda linea. Sono d'accordo. Ecco, e allora dico, adesso è il momento che su quel palco salga chi veramente ha i meriti di salire su quel palco domenica. Gli altri che se ne stiano giù. Se saliranno su quel palco devono salire per poter dare una mano il prossimo anno. Ma le telefonate mi fanno piacere, gli auguri mi fanno piacere, i complimenti mi fanno piacere, ma dovrebbe esserci un seguito dopo questo. Ecco. Però una battaglia, è quello che io spererei di poter trovare. Roberto Bonetto, una battaglia che qui Stefano ha sottoscritto, ovviamente noi possiamo dirlo perché le possibilità non le abbiamo, lo dicono a tutti gli imprenditori di Padova per svariati motivi. Uno dei principali, dico, nel momento in cui uno si arricchisce nella città per merito dei cittadini, è giusto che dia anche qualcosa alla città nell'ambito sportivo e culturale. Lo dico da una vita, però oggi è un po' difficile e ce ne sono molti eventi che potrebbero dare una mano al Padova, qui a Padova. Chissà che questo appello magari venga recepito. Sì, diamo merito a anche Filippo Pancolini, Pancolini deve aumentare che adesso tu arrivavi a... Non mi faccio l'ultima domanda di Salotto. No, Salotto lo fido, adesso arrivo da lei. No, contento della promozione, immagino sì. Poi chiaro. è la battuta quello dell'aumento, dai, insomma. No, chiaro. Beh, io poi ragiono sia da socio che da tifoso, l'ho sempre detto fin dal primo giorno, che io seguo il Padova come tutti noi, siamo padovani e lo sosteniamo. Prima si diceva della padovanità, questo è stato un valore aggiunto sicuramente per poter dare una fisionomia importante e anche una certezza, perché insomma se ne sono viste di tutti i colori in giro nel mondo del calcio. Quindi volevo davvero ringraziare tutti, dal primo all'ultimo, perché per il lavoro fatto quest'anno. E sicuramente da parte mia stai attento Pancolini. No, stavo dicendo che stavo dicendo che 4 anni fa siamo partiti con un progetto, si parlava sempre di questo sostantivo progetto, è vero, perché in effetti in 4 anni di strada ne abbiamo fatta. Io non sono entrato subito in società, ho sostenuto fin dall'inizio la parte giovanile che ritengo fondamentale per far crescere una società di calcio, insieme ad altri chiaramente, e dopodiché ho avuto la fortuna di conoscere i soci attuali come Bergamini e Poliero, e abbiamo iniziato questa avventura e siamo arrivati a questo punto, quindi insomma... È soddisfatto? Davvero. Stefano, una società esemplare, il primo anno vincono, se ricordo gli anni precedenti, chapeau. In 4 anni, giusto per ricordarlo, il peggior risultato, si fa per dire, è stato un quinto posto. 2 primi posti, un terzo posto a pari merito e un quinto posto. Quindi l'hanno preso il Padova 4 anni fa. Partendo dal niente, da zero. Scheda, io credo che difficilmente una società possa vantare un curriculum del genere, un andamento del genere, essendo partita da zero.
non prendendo il testimone da qualcun altro. Dal famoso Il problema adesso è mantenere questi ritmi. No, però una domanda devo fare, Roberto. Negli anni scorsi, quando eri società con Bergamin, magari un po' vi arrabbiavate per i costi, per questo. Poi a un certo punto decidi di andare avanti da solo e superi tutte le avversità economiche, via discorrendo, e raggiungi un obiettivo incredibile. Come mai questo? Perché diciamo nel momento in cui ho una maggioranza o abbiamo una maggioranza importante possiamo decidere noi quello che vogliamo spendere. Nel momento in cui è una maggioranza frazionata non puoi, devi seguire tutte le orme. Quindi... Ecco, per cui diciamo a un certo punto, nel mercato di gennaio l'anno scorso Giorgio ne è testimone, si voleva fare un certo tipo di interventi, questo non è stato fattibile per un insieme di circostanze per cui... Quest'anno l'hai superato. Ecco, quest'anno prendete poi quest'anno Fulvio Simoni, tu il primo anno Fulvio che prende questo incarico importante in una città, una squadra, una società importante di direttore responsabile del settore giovanile. Puoi già fare un bilancio di questo primo anno, anche tu neofita, insomma il primo anno che fai il direttore qui a Padova del settore giovanile, come è andato? Se i programmi, i progetti che ti avevi prefisso sono stati rispettati? Insomma. Ma il bilancio si fa presto a farlo perché io sono arrivato che i giochi erano già stati fatti, la programmazione era già stata fatta, perciò ho ereditato un lavoro fatto che è stato fatto molto bene, i gruppi sono omogenei, sono di un ottimo valore. Sono stato ieri a Piacenza a vedere un gruppo dei 2006 nostri che hanno dato spettacolo, ho ricevuto i complimenti da parte di tutti, perciò credo che questo alla società per la società sia molto importante. Alla base c'è tanto, soprattutto nelle fasce di età, diciamo così, più piccole, e io credo che in un programma di 3, 4, 5 anni la società si può ritrovare altri ragazzi come Cisco, Marcandella, Piovanello, i ragazzi che insomma sono riusciti ad arrivare alla prima squadra anche grazie al mister che li ha inseriti. Ecco, c'è un rapporto tra storia giovanile e prima squadra durante l'anno? Vi confrontate? Ma col mister no, perché c'è un sacco di problemi e di grattacapi ad avere a che fare con i giocatori, era una battuta, ma con Zamuner sicuramente sì. Sicuramente sì, c'è stato più di una volta un dialogo su l'annata tua, come la reputi Fulvio? È stata un'annata, essendo il primo anno, come dicevi tu, importante, dove hai dato un'impronta tua insomma, al settore giovanile? Sì, ho cercato insieme ai miei collaboratori più stretti di dare un certo indirizzo che magari è un po' diverso da quello dell'anno scorso. Il mio indirizzo principale è quello di far crescere il ragazzo e non di vincere i campionati. Ecco, questo magari è un indirizzo un po' diverso da quello che c'era prima. Io credo che il vincere il campionato sia una conseguenza del lavoro che fai. Vincere i campionati perché magari hai ragazzi che sono più alti degli altri o più forti fisicamente ma non hanno una prospettiva, vinci oggi ma domani perdi. Preferisco perdere oggi e vincere domani. E vincere domani. Prima della pubblicità, adesso c'è la Supercoppa, giusto? Al di là dei festeggiamenti di domenica, poi Massimo Candotti ci spiegherà tutto quello che accadrà nella gara di domenica. Vorrei vincere anche la Supercoppa con il Lecce e con Livorno. Sì, sì, cercheremo di andare alla Quindi ragazzi sarà ancora un periodo duretto per voi. No, bello, anche oggi per loro è stato duretto. Sì? Sì. Non è che vogliamo regalare niente a nessuno. Sì, però un po' più dolce del no. Beh, oggi gli ho sentito dire, forse era una partitella, ero lì un attimo, chi perde torna in C, ha detto ai giocatori che si allenavano. Cioè, neanche un po' rilassato, neanche un po'... Perché Puzzetti poi si arrabbia, perché Puzzetti ha detto... Puzzetti era 2 settimane che non si allenava, quindi oggi ha dovuto assorbire 2 settimane che non si allenava. Per me ce l'hai poco Puzzetti, no, però... No, i giocatori si devono impaurire quando non li richiamo più. Quando non li richiamo più vuol dire che... Quando c'è l'indifferenza. Secondo me sì, nella vita è più brutta l'indifferenza, che è una avere tutti i giorni che ti insulta, fra virgolette. No, noi cercheremo di vincere anche perché... Prima è un trofeo che rimane scritto per il Padova, per noi, per la società. Poi ci sono 3 squadre che hanno una storia, insomma. E poi così smetteranno di dire forse che il nostro girone è più facile degli altri. Bravo, mister.
E quindi noi andremo là per cercare di dargli 2 o 3 gol a partita. Perché tu sento d'ora in avanti già un detto messo anche un po' preso. Guarda gli attaccanti, No, perché leggo, questo era il girone più facile, non c'è stato un antagonista, e invece è tutto l'opposto. Questo è stato un campionato molto difficile, perché tutte quelle che hanno cercato di stare al passo di questi giocatori sono morte, perché stare dietro a loro era dura. E quindi non ce n'era una, ce n'era tante. Lo sai che lei quando mi parla se va a vendere gelati al Polo Nord lì riesce... Perché mi convince, mi sta convincendo. È la realtà. Cioè, ci ha provato il Renate, ci ha provato il Sudtirol, ci ha provato il Feralpi, ci ha provato il Pordenone, ci ha provato la Reggiana, ci ha provato il Bassano, e tutti dicevano, la San Benedettese, la riprenderemo perché crolleranno, li riprenderemo perché questi schianteranno, li riprenderemo. Evidentemente a forza di riprenderci sono schiantati loro, perché noi, visto che sono arrivati primi con 9 punti due sulla seconda, mi sembra che negli altri giorni non sia successo questo. No, appunto sì. Ha ricevuto l'ovazione, quindi non c'è niente da dire. Mi sembra che volevano diminuire il lavoro che ha fatto la mia società e i miei giocatori. Io personalmente va bene, però c'era sempre uno che tutte le settimane, e lo dicevo sempre ai giornalisti, parlava di noi. Ma quelli vedrai che caleranno, gli hanno dato favore. Poi ci hanno giocato con noi e non ce n'è stata una che ci ha battuto. Evidentemente qualcosa ci avevano questi ragazzi, perché mi sembra da dire... Certo, nel rapporto con la società, mister, credo che la società sia stata un'ampia disponibilità, il ritiro nel periodo natalizio, rinforzata a gennaio, tutto quello che lei, il contratto rinnovato a molti giocatori, tutto quello che lei ha chiesto, la società è stata... Infatti ho sempre ringraziato il direttore e il presidente su questo, no? Ho detto che è una società modello, ho fatto la domanda Edel domenica mattina, dove poi non ci siamo capiti, è stato intrapreso il messaggio mio che volevo andare via. Io ho detto che questa società è una delle poche... No, ma era venuto un po' il dubbio da come si era espresso, un pochettino... io non ho studiato, ho fatto la terza media, quindi molte volte... No, era mica questione di terza media, no, era questione di essere espresso, parlo con il Presidente, bisogna valutare le cose, sembrava... Ho detto che come due persone, ho fatto un esempio con il Presidente e l'azienda del Presidente, quando raggiungono un determinato risultato, dopo con i loro manager, con i loro bracci destri si confronteranno, e noi siamo stati uguali. Non vedo l'ora che venga domani sera. La prima cosa che annotti che faccio e poi volevo agganciarmi un'altra cosa, no? Perché poi io memorizzo tutto, ho una memoria di elefante io, no? Perché l'ho sempre detto, ragazzi, studio poco, anche la storia di essere, c'è stato un periodo che abbiamo rallentato, tutt'altro abbiamo rallentato. In Formula 1, siccome io guardo anche molti altri sport, quando parte, mettiamo la Ferrari, così siamo tutti nazionalisti, quando parte in testa la Ferrari fai 300 all'ora. Ma se dopo non c'è niente dietro, perché devo andare ai 300 all'ora? Andrò ai 250, l'importante è trovare il traguardo per prima. C'è l'anti al Polo Nord, lei è un grande. No, che è questo. No, perché questa anche perché... No, questa merita di essere incorniciata, perché è partito a 300 all'ora, poi ha detto gli altri... Ma saranno gli altri che dovranno mettere la benzina più forte per passarci, perché io devo giocare ai 300 all'ora e a rischio di fondere il motore oppure di fare male a qualche giocatore? Saranno gli altri che dovranno passare. Quindi era tutto calcolato? Tutto quello che abbiamo fatto era tutto calcolato. Fammi dire solo è tutto calcolato tranne la... buona vita lei, ha giocato a calcio, è tutto convinto di quello che sta dicendo il mister? Era tutto calcolato altrimenti non mi conferma neanche tutto va bene, tutto bene. Tutto bene, era tutto calcolato tranne la quota promozione, perché quando abbiamo parlato la prima volta a Sant'Arcangelo, se lo ricorda? 53 ho detto. Abbiamo detto 63. 63, scusa, 63. Dopodiché siamo scesi a 60 e oggi 60, ma potevi andare su con 56 punti, perché la matematica ti dice che e comunque potevi essere promosso. È facile il campionato, no, questo è da capirlo, perché la loro media è 1,81. Non è che il Livorno, che ha vinto il campionato nel girone A, vada tanto meglio, fa 1,90, quindi siamo sullo stesso livello. Ricordiamoci che... L'unico è Lecce che ha vinto. Sì, ma nel girone C c'era la Kragas che ha fatto 6 punti in tutto il campionato. D'accordo, c'erano anche più squadre. I concorrenti ne hanno presi 6 anche più. giocato però contro la 19 storia, Stefano, la storia che ti ha raccontato il mister è stata eccezionale. È partito come la Ferrari 300 all'ora, poi no, partito no, perché abbiamo toppato subito, sì, però poi c'era bisogno di cambiare la ha detto così, io sto alle parole. No, ho detto, la Formula 1
toppato. Noi il primo pit stop l'abbiamo toppato nettamente. Io l'ho toppato. No, la partenza, non il pit stop, la partenza. No, ma la partenza siamo rimasti al pit stop, toppato. E io ho detto subito, colpa mia. Ho sempre detto ai giornalisti presenti che la colpa della sconfitta Renate è colpa mia. Quindi, e me lo sono sempre ricordato tutte le volte che andavo in conferenza stampa, mi dicevo, guarda, ricordati di Renate, non fare delle cavolate che hai fatto alla Renate. E me lo sono sempre detto. Lei pensa che Francesco Conchiglia dà a Renate la prima partita nel pronostico pre-partita, oggi il Padova vince 3-0, ha detto. Anche il Presidente aveva detto che vinceva 3-0. Anche il Presidente. No, non ho fatto no, pronostico. no, avevamo detto che io vincevamo. dico semplicemente che tanto ho avuto una delusione tremenda, perché mi son visto tutto nero, no? Cioè, dopo la partenza di maggio, giugno. E mi sono visto la partita, dopo sul 2-0, scendo dalla tribuna e vado in angolo. Renate mi sembrava di essere nel campo del Plateola, quando ero il presidente del Plateola, con questa seggiolina di formica, no? Formica verde, me la ricordo ancora, le gambe arrugginite, ed ero lì, nel bordo campo, a guardarmi la partita e poi vedo il terzo gol. E mi è caduto il mondo addosso. Mi metto, aspetto i ragazzi che arrivano. Mi ricorderò sempre anche il tuo sguardo, Trevor, cioè, che mi hai guardato in quel momento lì, che eri chiaramente deluso come tutti. Mi arriva vicino il mister, mi fa, Press, vinciamo il campionato.